Amici bellini, si torna al calcio giocato, che bellezza. Ovviamente deve lasciare il tempo che trova, perché queste sono amichevoli che servono un po' per sperimentare e un po' per trovare la forma, per mantenere la forma in alcuni casi o per ritrovarla in altri casi. Quindi cominciamo. Allora, benvenuto Edmondo Agrillo. Cin cin, cin cin, Edmondo. Benvenuti tutti, super like. Ma mi dovete inondare di like, non per me, per il ritorno al rettangolo verde. Noi passiamo direttamente con un Ambrabam all'Ambrabam tattico, perché questa volta ci dobbiamo divertire e mettiamo in campo i giocatori così come li abbiamo visti. Io poi... non lo posso fare. Non lo posso fare la tastiera, ma lo aggiusto perché il secondo tempo devo ancora vederlo. Io faccio prima il primo tempo e poi a voi vi arriva tutto insieme. Insomma, 4-2-3-1. Quindi questo che possiamo sicuramente, prima di mettere i nomi, sicuramente possiamo schierarli come li abbiamo visti con il 4-2-3-1, con il, alla fine bisogna dirlo bene, è sempre un triangolo, perché Raspadori figura anche un po' come mezzala in alcune fasi della partita, ed è una cosa che Spalletti ce lo ha detto anche in conferenza, che Raspadori lo può fare, e quindi si sta provando questa situazione qui. Raspadori, che tra l'altro is on fire, letteralmente on fire, ha un piede così caldo, toglie le ragnaterucce proprio da quell'angolo nell'occasione del primo gol e poi becca un palo con l'altro piede, tiro al volo di controbalzo. Raspadori veramente ci sta facendo vedere delle qualità balistiche che veramente pochi giocatori ci fanno vedere, e quindi questa partita, questo primo tempo ci fa vedere Østigård a sinistra, che è la prima cosa che dobbiamo notare, che è importante per lui per sciogliersi un pochino in impostazione. A un certo punto si vede proprio che da un passaggio a Mario lui gli tira una fucilata nelle gambe, e quindi deve abituarsi per l'impostazione, anche perché se dovesse servire potrebbe anche lui invece di Juan Jesus sostituire Kim in quella zona e poter giocare anche insieme a Rakhmat. Poi c'è subito il gol di Raspadori, c'è un pressing, c'è una palla contesa da Kvara, Raspadori aiuta nel pressing, ruba palla e la mette in un angolo che proprio non c'era. Bellissimo. Tanti campi di gioco di Politano da una parte all'altra, quindi per cercare l'ampiezza. Il Napoli con il 4-2-3-1, ovviamente avendo Raspadori più vicino ad Osimhen, le ali possono stare più larghe, come ama fare Kvara, partire largo e poi accentrarsi. Poi c'è il gol di Politano, che ama spesso, quando si accentra, invece di cercare il tiro a giro, quello sul palo lungo, sul primo palo, e c'è pure la paperotta del portiere, bisogna dirlo, su assist di Raspadori. Poi ci sono alcune occasioni per l'Antalya Spor, che comincia con un calcio d'angolo, fanno un colpo di testa pericoloso deviato, c'è un arbitro severo, ci siamo scritti che l'arbitro è severo, al primo minimo tocco chiama fallo. Poi c'è un buco di Rui, la palla arriva dall'altra parte, Di Lorenzo svirgola e c'è un angolo pure per loro. Insomma, un po' di pericoli che vengono dalle varie fasce. Dobbiamo osservare Zanoli su quella fascia lì. Molto loro hanno cercato di attaccare su quella fascia perché hanno individuato il punto debole, anche se Mario Rui qualche occasione, qualche sbavatura l'ha fatta, alla fine qualche pezza ce l'ha messa, mentre Zanoli sembra un po' più difficoltà, preso nell'imbucata. Lui e Di Lorenzo devono trovare insomma le distanze ancora. Quello che però male, al volo loro fuori, attenzione questo Vural. Quello che però devo dire male, errori di Lobotka, attenzione, questo è importante perché noi abbiamo fatto questo tipo di considerazioni anche nel precampionato, dove il Napoli giocava maluccio, c'era noia, c'erano vari pareggini, si segnava poco, e noi lo dobbiamo dire non perché adesso questo adesso è il nuovo no, perché porta anche bene, perché noi ricordiamo i giocatori entrano e mettono il like. Errori a manetta di Lobotka, cose mai viste, errori in impostazione, errori di posizionamento, e a volte forza la giocata, che è una roba non da sua. Che significa non da sua? Poi c'è il palo di Raspadori, una cosa incredibile, di sinistro. Politano che si fa male, speriamo bene, perché l'ho visto mettere da solo il piede a terra, comunque rientra. Poi ancora scritto Lobo male, poi ho scritto Osti bene che fa un buon recupero, poi c'è anche un Osti male, sempre di Østigård, e poi loro si divorano un gol, assolutamente sempre questo Vural, con un errore di Østigård e Di Lorenzo che va a vuoto. Questo è il primo tempo, andiamo a seguirci il secondo tempo. Voi non vi dimenticate i like, perché sono importanti. Adesso
adesso vediamo che cambia la squadra, io metto tutti i giocatori in campo. Vai, vai, vai. E nel secondo tempo vediamo un po' di esperimenti, non solo per quanto riguarda l'11 titolare, perché ne entrano in tanti dalla panchina, ma anche un po' a livello tattico. Quindi andiamo a vedere, sono state delle cose un po' opprobriose, ma andando per ordine. Al posto di Osi entra Simeone e fin qui c'è poco che cambia. Resta Raspadori in campo accanto a lui, poi cominciano a succedere delle cose. Per esempio c'è uno Zedadka che va qui esterno, Zedadka, e al posto di Politano ci vediamo Zerbin. Ma non resta così la situazione, perché abbiamo Dem al posto di Lobotka e al posto di Elmas Gaetano. Ma non resta così la situazione, perché vedremo Ostigard difensore centrale, Zanoli resta in campo così sulla destra, e al posto di Mario Rui vediamo Yusai, una vecchia conoscenza, ma non è lui, è il cugino. Quindi vediamo Yusai in questa zona qui, quindi Zerbin quindi praticamente si trova in questa zona qui a dare una mano a Zanoli, e al posto di Lorenzo ci possiamo mettere un Dombele che finisce in questa zona qui. Quindi vediamo un Dem, diciamo, regista, con Gaetano e Dombele a fare questo 3-5-2 in tutti gli effetti, con Raspadori a supporto di Simeone. Dombele molto spesso andava a dare una mano. Dem è molto schermato, perché poi è difficile poi giudicare la partita di Dem, che ha toccato pochissimi palloni e veniva molto schermato, ma è anche l'impostazione dal basso con questi tre che hanno parecchia difficoltà col pallone tra i piedi, che non è fluida, e quindi abbiamo avuto delle difficoltà. Quindi non possiamo nemmeno giudicare il 3-5-2 mai. Il 3-5-2 potrebbe anche funzionare se lì per esempio c'hai, invece di Yusai c'hai Juan Jesus, se al centro c'hai Kim e Rachmani, per dire, invece di Zanoli, con Di Lorenzo a tutta fascia. Tutto può funzionare quando hai gli interpreti che però sono interpreti giusti. Insomma, si comincia con un errore di Zedadka e c'è questo poi fallo di Ndombele che porterà a una punizione. Loro in contropiede ci hanno creato dei problemi nel secondo tempo. È chiaro, lascia il tempo che trova. A noi serve capire chi sta in forma e chi può scavalcare le gerarchie in questo momento. Ndombele si fa vedere parato su assist di Raspadori, poi arriva il gol loro, va a vuoto proprio Zanoli e tutto si sviluppa sull'altra fascia, fanno un cambio di fascia e al volo si batte Meret, non arriva in tempo poi Zedadka, Yusai e Ostigard si fanno attrarre dal pallone, e poi c'è un altro gran gol di Raspadori, che resta il giocatore probabilmente più in forma del Napoli in questo momento. Assist di Ndombele e tiro nell'angolino lontano, proprio veramente è un colpo da biliardo. Raspadori veramente in gran forma. Poi c'è un bel bestemmione di Spalletti, che dimostra di tenerci moltissimo e di richiamare anche i giovani, non è che se ne frega, richiama anche i giovani che stavano facendo delle cose che a lui non piacevano tantissimo. C'è una buona chiusura di Yusai, questo Vural che fa un gol però in fuorigioco, poi colpo di testa di Simeone fuori su assist di Zerbin, poi entrano Spavone al posto di Raspadori, Simeone prende un palo, quindi non caldissimo Simeone, entra Barba al posto di Ostigard, Marchisano al posto di Zanoli, entra anche Marfella che prenderà un gol su punizione probabilmente che si poteva evitare, punizione causata da Zerbin maluccio, e poi c'è una serie di occasioni finali, Zedadka che si fa tutto il campo, Zedadka che non va a buon fine, Gaetano che non va a buon fine, Zerbin che non va a buon fine. Insomma, quello che abbiamo visto di interessante lo abbiamo visto più nel primo tempo. Questo 3-5-2 non mi entusiasma tantissimo, ma dobbiamo rimanere sempre con quel dubbio che con gli interpreti giusti potrebbe anche funzionare. Sono partite a cui non serve guardare il risultato, bisogna guardare lo stato di forma, e ricordarci che anche in estate abbiamo fatto un precampionato non esaltante e poi il Napoli ha carburato e si è messo in grande forma. È chiaro che a margine, e dobbiamo dirlo, quando scendi in campo con una maglia così è normale che gli avversari sono tutti intimoriti e non si avvicinano nemmeno al pallone, perché crei il panico con una maglia del genere. È una delle cose più brutte che abbia mai visto in vita mia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre. Brutta la maglia, ma noi teniamo, conta solo la maglia quando è un pochino meglio. Vai, forza Raspadori, forte, Raspadori sta in gran forma.
Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.